La Serie B si accende con il derby. Buon pomeriggio amici di Directa Sport da Roberto Carta in diretta dal palazzetto di Biano Raminis. Grazie alle immagini di Francesca Sini per raccontarvi la sfida tra Cecchi Ciak e Quarza Serramana nella Polisportiva Sardinia Futsal. Capitano Marini, mentre inizia la partita c'è subito il primo tentativo da parte di Frattini. Barbieri parte, Serginio cerca il tiro per Cogotti, attento sul secondo palo, sblocca la partita Gigi Cogotti dopo neanche 8 minuti di gioco e 1-0 per la Polisportiva Sardinia Futsal. Attenzione al pallone per Vaccargiu e subito il pareggio sul secondo palo, ancora sul secondo palo, stavolta segna Marco Serra. Schema da una parte, schema dall'altro e subito parità. Le palle native sono fondamentali in questo sport. E poi Frattini, altra transizione dall'altra parte con Azzeni, torna avanti la Polisportiva Sardinia Futsal con un grande gol di Matteo Azzeni, posizione defilata, ha trovato l'angolo alto opposto e 2-1 Polisportiva Sardinia Futsal e anche time out per il Cecchi Ciak di Gianmarco Serra. Diventa un assist per Frattini, spazio per il destro, palo clamoroso. Conta l'arbitro, Marco Serra a ricevere dal suo portiere. Arrais vuole la palla in parallela per Marini, palla riconquistata da Serginio, poi la riconquista Arrais, la riperde Serginio solo contro Puzzolo, l'assist per Ugo che fallisce, un gol ci ha fatto. Qualche difficoltà riesce ad andare da Vaccargiu, si alza il pressing del Sardinia Futsal, ancora il pallone recuperato, Cogotti, doppietta di Gigi Cogotti a 15 secondi dalla fine del primo tempo, recupera palla, la mette all'angolino basso e 3-1 Sardinia Futsal. Palla alzata per il destro al volo di Arrais, Sardinia Futsal ancora rimessa laterale, Ugo non la colpisce benissimo, poi la deviazione sorride alla Polisportiva Sardinia Futsal che cala il poker, va sul 4-1, festeggia Ugo, probabilmente è suo il gol anche se c'è stata una deviazione decisiva nell'area di rigore del Cecchi Ciak a 10:36 dalla fine del match. Protegge l'imbucata dall'altra parte per Loddo la lascia lì per Hurtado, palla che passa lì e poi si divora, un gol ci ha fatto Loddo, fermato da Marco Serra, poi Gai direttamente dai piedi di Frattini che cade a terra, possibilità allora per Marini, l'appoggio per Gai, zona tiro, Gai la mette dall'altra parte per Arrais che accorcia le distanze. Batte la rimessa laterale per Serginio, spazio per il tiro, deviato, non la tiene Puzzolo e Ugo, anzi Hurtado sul secondo palo, riporta avanti di 3 il Sardinia Futsal 5-2 con la rete di José Manuel Hurtado. Parte Arrais, la parata di Leda sulla respinta, poi Serra non riesce a fare tap-in e perde il pallone. Serginio può provare a ripartire, c'è Frattini con il sinistro, fa 6-2 a 2:48 dalla fine, mette il punto esclamativo in questo derby. Finisce qui la partita, scorrono gli ultimi secondi, suona la sirena, la Polisportiva Sardinia Futsal vince il derby sul Cecchi Ciak di Serramana per 6-2.